È la quarta sfida fra i due allenatori che si stringono in questo momento la mano. Ancora un'altra gran palla, poi Watt, seconda stoppata della sua partita, questa su Tariq Jones. Allora dall'altra parte Venezia, Stefano Tonut, 3 punti suoi, 3 punti per la Reyer. Con una conclusione alla fine Michele Vitali in contropiede, va per la schiacciata, non la trova, ma trova il fallo e anche il canestro, e forse ce n'è anche per 3. E il pallone contro Sanders, 3 secondi per andare al tiro prima della fine del primo quarto. Sanford da 2 punti con la mano in faccia di Ekodas, che canestro per andare al riposo sul più 5. Moretti poi fa saltare Filip, va sotto da Demetrio che deposita 2 punti, secondo assist consecutivo da parte di Davide Moretti. Pazzesco su quelli che sono i salti, su quelli che sono il modo di bloccare o di stoppare questo pallone. Intanto scrivete 3. Austin Daye qui lancia in contropiede Filip, arriva rimorchio con un gran tap-in vincente Mitchell Watt per ricevere anche Tyler Larson, che adesso riceve, va contro Watt, gran palla per Jones che inchioda la schiacciata. Mamma mia, Pesaro sta facendo benissimo, che adesso come vedete in grafica anche è 3 su 14, ma credo diventi 4 su 15 con questo! Altro assist di Moretti, altra inchiodata da parte di Tariq Jones. Saggiamente di aspettare il blocco di Jones, gran palla ancora per Jones che inchioda! Mamma mia, spettacolo al Taliercio. Massimo vantaggio della VL in questa partita e sono passati ormai più di 4 minuti. Delfino ancora inarrestabile Carlitos, ed è più 17 il Pesaro e time out per De Raffaele. Alla fine conquista l'ex di questa partita, l'unico ex di questa partita, ovvero Austin Daye. Split di Stefano Tonut che si porta a casa al ferro. E alto basso trovato con Henry Drell contro Stone, fuori, poi per Zanotti gira ancora bene la palla per Pesaro e alla fine va dentro con il tiro di Zanotti. Questa sera miglior marcatore della partita insieme a Carlitos Delfino. Pallone qui per Daye che serve ancora Watt fino in fondo, sono 22 punti ma soprattutto meno 4. Importantissimo di questa partita con Di Nicolau che riapre per Vitali, che non ci pensa 2 volte, spara da 3 punti Miki Vitali. È recuperata dalla Reyer che ha messo tantissima intensità in questo finale di partita. Fuori il pallone per Daye per ammazzare la partita. Austin Daye più 7 per la Reyer, torna quindi a vincere la Reyer che trova la seconda vittoria del suo campionato, la seconda consecutiva dopo quella in Eurocup contro Burg.